due video che ho fatto precedentemente, prima sulla cittadina di Grado e poi su quella di Cividale, e che riporto qui nelle schede in alto, raccontano, sia pure in modo semplice, la storia del Friuli. Questo video invece mette al centro la cittadina di Aquileia, che di fatto è quella che ha dato origine a tutta questa lunga e importante storia. Aquileia infatti è stata fondata dai Romani nel 181 a.C. ed è diventata nei secoli successivi la quarta città più importante dell'impero romano in Italia, ovviamente dopo Roma, Milano e Capua. La città resistette alle ripetute incursioni barbare, ma capitolò quando gli Unni, guidati da Attila, nel 452 riuscirono ad entrare e a distruggere la città. A partire dal I secolo è diventata un importante centro della cristianità e secondo la tradizione tutto ebbe inizio con la predicazione dell'Apostolo San Marco. Oggi Aquileia è un'importante meta turistica e chi vuole visitarla può informarsi su internet per verificare i giorni e gli orari di apertura dei vari siti. In questo video ci soffermeremo in particolare sulla basilica, sul foro romano, sul porto fluviale e sulle aree archeologiche che sono visibili all'esterno. Con l'Editto di Milano, che poneva termine alle persecuzioni religiose, la comunità cristiana di Aquileia iniziò la costruzione della basilica che, con le ripetute invasioni, venne per 4 volte distrutta e ricostruita, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti delle precedenti. Il pavimento della basilica è costituito da uno stupendo mosaico, risalente al IV secolo e portato alla luce dagli archeologi nel 1909. Vedete, c'è la Madonna in trono con il bambino e i simboli dei 4 evangelisti. Ed è particolare questa cosa, perché di solito si trova il Cristo benedicente nelle chiese, no? In poche chiese si trova la Madonna. E una Madonna simile si trova anche nella chiesa di Parenzo. Il maestoso affresco dell'abside risale all'anno 1031 e ha al centro la Madonna in trono circondata dai vari santi, tra cui San Marco e i martiri Ermacora e Fortunato. Allude alla predicazione del Vangelo ad opera degli Apostoli. Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Il pavimento rappresenta scene collegate al Vangelo e alla storia della chiesa locale. Con i suoi oltre 700 metri quadri è il mosaico più esteso nell'Occidente cristiano. Ma perché tutti questi affreschi che vedete raccontano la storia di Sant'Ermacora e Fortunato. La struttura architettonica della cripta degli affreschi risale al IX secolo, mentre gli affreschi sono del XII secolo. Sulla volta ci sono 19 scene che raccontano le origini del cristianesimo ad Aquileia e descrivono la vita dei santi Ermacora e Fortunato. La cripta degli Scavi è la zona archeologica sotterranea che circonda il campanile. Qui sono visibili i resti archeologici di 4 epoche diverse e il livello inferiore conserva i mosaici di una casa romana che risale alla fine del I secolo a.C. Posto all'ingresso della cripta degli Scavi,
Il Santo Sepolcro, risalente al secolo XI, riproduce la chiesa di Anastasis, costruita a Gerusalemme sul sepolcro di Cristo. Al centro del battistero troviamo una vasca battesimale di forma esagonale che ha ai suoi vertici 6 colonne che servono come sostegno di una copertura piana oggi non più esistente. Nell'aula Cromazia sono conservati gli importanti resti del pavimento di una parte del battistero risalente all'epoca del vescovo Cromazio. Il campanile si erige a una decina di metri dalla basilica e fu edificato nella prima metà dell'XI secolo dal patriarca Popone, ma innalzato ulteriormente nel XIV secolo fino a raggiungere gli attuali 73 metri di altezza.